Ciao a tutti amici di Cinema Aspettata, come state? Spero tutto bene, benvenuti sul canale, anzi bentornati e benvenuti nella seconda parte del video dell'esplorazione della miniera disabitata. Questo è il secondo video. La prima parte del video, quella del villaggio dove abitavano i lavoratori che lavoravano appunto nella miniera di sale, lo trovate qui in alto a destra o a sinistra, insomma, da qualche parte qui in alto lo trovate, cliccate e andate a vedere. Questo video vi porta all'interno dell'intera miniera, abbiamo esplorato posti incredibili, abbiamo visto cose allucinanti, un'archeologia industriale al top praticamente. Guardatevi tutto il video e noi ci vediamo a fine video. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale qua sotto perché tanto è sempre gratis. A dopo! Ebbene, siamo giunti alla parte più interessante di tutta l'esplorazione, ovvero la miniera vera e propria. Questo è l'ingresso principale con il gabbiotto di ingresso e questo era proprio l'ingresso principale alla miniera. Come vedete è tutto straaperto. È un posto ovviamente molto pericoloso, quindi insomma non vi consiglio di venire a esplorarlo, perché come al solito i posti abbandonati sono sempre molto pericolosi e non sono un parco di divertimenti, sottolineo. Allora, vediamo un poco dove iniziare, soprattutto dove poter entrare, perché qua diciamo che lo stato di pericolo è bello potente. Ah, ma sopra ci sono macchinari. Sopra dobbiamo andare. Macchinari stranissimi qua. Che cioè, i macchinari sembrano ben ancorati, ovviamente. Cioè, non credo siano così tanto pericolanti. Il problema è la struttura, che questa scala porta nel nulla. Qui cosa c'era? Tipo la centrale. C'è il portatore di corrente? Sì, questo qua è dove c'è i locali elettrici. Questi sono locali di servizio, insomma, secondo me, però sopra ho visto dei macchinari. Io vabbè, minchia, sicuro. Molta cacca di piccione. Ma che bello qua! Guardate che meraviglia! Ovviamente è tutto ricoperto di cacca di piccione. Io non mi avvicinerei troppo ai macchinari, qua c'è ancora il banco di lavoro. Questi sono tutti organi che tiravano, come vedete, le funi che servivano a portare il materiale da sottosuolo a qui. Questo qua è proprio enorme, il sargano è enorme. Qua, come vedete, questa qua è la torre principale di estrazione. Ovviamente è improponibile salire là sopra, anche perché abbiamo notato col drone che è già molto storta la torre. Da questo lato della miniera invece si può notare tutta la distruzione che il tempo ha compiuto. Questi erano hangar, ovviamente tutti col sale dentro, vedete là, quello là è sale, sotto le travate crollate, questo qui è tutto sale. L'abbiamo incontrato già nella fabbrica dell'Italcali, una cosa del genere, perché sicuramente dentro questi capannoni c'era lo stesso macchinario che abbiamo visto tempo fa nella fabbrica dell'Italcali, o Italcali, come si vuole dire si dica. Che peccato.
Questa qua sicuramente... Questa è la frana che dicevo lui fa. Ah sì, minchia. Guardate che bella voragine che si è creata qui. Guarda, questo sì che è molto pericoloso. Questo qua forse è l'ascensore, portava giù. Nella miniera. Questo qua forse, a quanto abbiamo capito, deve essere l'ascensore. Certo, al momento con questa voragine qua, cioè qua al momento non si può camminare, non si può passare più. Poi ci sono altri macchinari. Ah, questi secondo me, sai cosa erano? Questi secondo me erano i macchinari per far scendere l'ascensore. E quindi erano i macchinari. Sì, vedi, questo, vedi che sotto c'è la cosa costruita dell'ascensore. Anche c'è la struttura. La struttura con i mattoni rossi. Mamma mia, comunque questa voragine fa veramente paura. E c'è questa trave là di cemento, guarda che già è spaccata là. Ma a momenti mi sa che crolla tutto. Qua. Vabbè, questi saranno hangar per i mezzi, presumo. Questo di qua è enorme e non c'è niente dentro. A parte un po' di munnizza e tanto Eternit ovunque. E qua, altro capannone infinito. Però chissà cosa c'è da qua dentro, cioè perché è così grande sto capannone? Una scatola con pezzi di tubazioni, altri pezzi di tubazioni più grandi, cavi. Insomma è rimasto ben poco. Questo portone in effetti non è super sicuro. Io volevo arrivare a vedere questa struttura qui, che un tempo sarà stato un telonato sicuro, una tensostruttura penso. E dentro ovviamente anche qui era conservato il sale. Come vedete, queste le avete già visti in qualche vecchio video nostro, anzi in qualche foto, perché ancora i video non li facevamo. Questo qua è tutto sale. Vediamo se riusciamo a vedere almeno cosa c'è qua dentro, perché entrare mi pare un po' complicato. Ah, non ce n'è documenti qua. Sti cazzi. Allora, qua a terra è tutto documenti. Madonna santa che c'è qua dentro. Non si può cambiare. Cioè, vedete, è tutto documenti buttati. Ma in che senso? Cioè, ragazzi, sono tutti documenti buttati qua. Tutti sul pavimento. Praticamente questi erano, presumo, gli uffici. Comunque la casa è totalmente tipo demolita qua, crollata, pezzi crollati. Qua ci sono molti meno documenti. È molta più merda. È molta più merda di uccelli. Perché devi buona? Verbale. Non so che cosa sia questo libro. È tipo Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Questa è la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 1970, con i concorsi commerciali. Incredibile, questa cosa è bellissima. Andiamo a vedere nell'ultimo piano questa palazzina con questa bella vista apertissima.
che c'è qua? Esplosivi ed accessori da mina. Surreali queste storie. Comunque io tutti questi documenti ammassati a terra così mai visti in nessun posto. Nemmeno alla diga di Bluefield c'è tutto sto delirio dentro. Ragazzi, in tutto questo abbiamo scoperto che qua dentro tutti questi fogliettini che vedete qui sono tutte a quanto pare le buste paga o comunque il registro delle presenze dei lavoratori all'interno della miniera. Usciamo. Non esiste più niente. Siamo arrivati all'altro lato. Vediamo, stiamo pigliando tutto. Questa è la parte più malandata di tutte, direi. Queste erano le cucine. Molto bello. Peccato che è rimasto veramente niente, praticamente. E c'è un vecchio armadio, tutte cose ormai decollate per terra. Guarda, questi sono campioncini di sale imbustati, ancora qualche busta c'è e altre buste invece non ci sono più. Questa è la famosa cainite, buste di sale che sono più che mai pietra. Quindi questo o era una cucina o era dove facevano i test per il sale, non ho idea. Sembra che sia scoppiata una bomba, è tutto completamente crollato. Tutto quello là sotto che vedete in fondo, la macchia bianca, una montagna bianca, è tutto sale, tutto. Altra sala con un altro macchinario enorme, macchinari enormi, ma questo è proprio un motore. Questo è un motore a scoppio, sono i cilindri. Guardate i cocci di cilindri che ci sono. Che spettacolo! Anche lì, altro motore immenso. Siamo riusciti a trovare la strada che ci porta dalla parte bassa della miniera. Qua sotto, come vedete, veramente sembra che è esplosa una bomba qua, cioè non si capisce, a parte il disastro ambientale, perché tutto questo che vedete ammassato è Eternit, che sì che fino a quando non si sgretola è inerme, insomma, ma con la pioggia, col tempo, un poco di cose secondo me succedono. Sta Madonna. È infinito questo spazio, infinito e molto pericolante. Anzi, siamo praticamente sotto occhio. Vedete, qua c'è una parte della sala dei controlli dove veniva azionato il tutto. Comunque è enorme, enorme.
Minchia, bellissimo. Io mi sento molto poco al sicuro qua. C'è tutto quello che faceva funzionare la sala di controllo, che è bellissima. È tutto strapericolante. Oh no, oh no, troppa paura mi fa. Comunque questa sediolina messa qua io direi che è perfetta per prendersi un po' di fresco. E siamo arrivati anche alle super vasche dove veniva raccolta l'acqua per poi essere trattata per il sale. Poi c'erano questi 3, anzi 4 perché c'era un altro là dietro, cisternoni che però non mi so ben spiegare a cosa servissero, ma presumo per raccogliere l'acqua e poi dai rubinetti sotto portarle fino all'impianto. Non saprei. Vediamo cosa c'è in quest'altro edificino. Ci sono passato davanti. Ah, ecco l'altro, ma questo lo so che cos'è, perché l'ho letto. Questo è l'inizio della vecchia funivia. C'era qua una specie di funivia che portava i lavoratori a questo punto non dal villaggio alla fabbrica, ma dalla fabbrica fino al deposito di sale che è là sotto, come ben vedete. E questa sicuramente era la parte iniziale dove si prendeva questa specie di funivia che ti portava a valle. Purtroppo, da quanto ho letto e documentato, mi sono documentato, questa funivia fu una delle prime cose a essere smantellata. Infatti vedete là sotto ci sono ancora i piloni abbattuti. E insomma aiutava a scendere e a salire da là sopra. Guardate qua che incredibile. Da quel lato scendendo si va verso il deposito di sale, quello enorme. Ora noi andremo in quest'ultimo edificio, anche perché il resto diciamo che l'abbiamo visto praticamente tutto. Qua ci sono le vasche enormi. Lì sarà tutto demolito come è stato finora. Vediamo in questo edificio cosa troviamo dentro. Sempre che si possa entrare. Questi di qua la finestra che Madonna, ma ti ce n'è. Questi di qua sono tutti campioni di sale fatte con i carotaggi di sale. Ci sono le date scritte lì. Vedete proprio gli strati di sale del carotaggio, molto bella questa cosa. Bene amici di Cucina Aspettata, grazie mille per aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto, attivare la campanella così non vi perderete più nemmeno un video di Cucina Aspettata. Noi ci vediamo presto con tantissime altre cose belle. Mi raccomando, seguite Cucina Aspettata su Instagram, Facebook, YouTube e dove volete anche su TikTok. Noi ci vediamo alla prossima, tante cose belle, ciao!